Allora, buongiorno ragazzi di Ricette da Sballo. Domani è Pasqua. Oggi è sabato, però facciamo oggi il piatto pasquale. Rappresenterebbe l'agnello. Quindi cucineremo l'agnello. Allora, adesso io vi voglio dire una cosa. Io non so come fanno qui a vivere a Parigi, questa città di merda. Noi a quanto economicamente, ok, sa va. Però questi qui che guadagnano un solo mensile tra le case, le tasse, non so come fanno. Allora, 1,25 kg di agnello viene praticamente a costare 146,63 euro. Ho preso tre pezzi diversi, un po' di coscia, un po' di costolette, un po' della parte del petto e sommate tutte e tre vengono 146,63 euro, 1,2 kg nel totale peso. Ora io non so qui a Parigi come si fa a vivere, io consiglierei sempre alle persone che hanno pensato di venire a vivere qui, se avete pensato di venire a vivere qui e avete qualcosa di soldi, allora magari fatelo se lo volete, però già con il tempo di merda non so che se conviene, però io non so come la gente vive qua, perché è veramente qualcosa proprio di esagerato, esagerato. Allora ragazzi, oggi facciamo l'agnello. Allora, la prima cosa faremo l'agnello a forno con le patate. Questo qua è agnello di latte, non è l'agnello grande normale, quindi può darsi che faremo anche le pappardelle, però non lo so. Allora, l'agnello di latte, adesso vi spiego subito una cosa. L'agnello di latte qui lo cucinano un po' più a sangue, a me piace ben cotto. Allora, ci sta una differenza tra l'agnello di latte e il capretto. Il capretto è più montano, quindi molto più genuino, ma molto più difficile da trovare. L'agnello invece è, diciamo, più facile da trovare, giusto perché è più pianura. E apro un po' perché mi manca l'aria. Allora, quindi quello che volevo dire ancora è che esistono poi due tipi di agnelli: agnello di latte che ha almeno una quarantina di giorni e l'agnello praticamente normale che è un agnello adulto. Anche nello stesso caso del capretto e quindi capretto di latte e capretto grande. Ora l'unica differenza tra i due è la cottura. Se voi prendete l'agnello di latte non c'è bisogno di fare una precottura. Se prendete invece l'agnello grande, l'agnello normale, avete bisogno di fare una precottura a forno a 190 gradi di 15 minuti. Quindi agnello capretto grande, precottura a forno di 15 minuti a 190 gradi senza mettere le patate e poi dopo si aggiungono e si fa fare un'altra ora e 20 minuti di cottura. Oppure prendete l'agnello di latte o capretto di latte e fate direttamente in forno senza fare la precottura per una cottura all'incirca di un'ora, perché qui fanno una cottura di una mezz'ora, 40 minuti, proprio perché a loro piace rosa, invece a me rosa non se ne scende proprio, quindi la cottura deve essere, per avere un agnello ben cotto e buono, deve essere almeno di un'ora, un'ora e un quarto, ok? A 200 gradi. Allora, però prima di iniziare, adesso vi faccio vedere la preparazione. Voilà, allora ragazzi, iniziamo subito la marinatura del nostro agnello. Andiamo a prendere delle cose così. Allora, io l'ho fatto tagliare a pezzi perché lo cucinerò stasera e poi lo cucinerò, cioè oggi, e poi lo cucinerò anche domani. Quindi oggi andremo a cucinare questa parte, anzi queste qua le andiamo a mettere tutte e due, poi andremo a mettere 5-6 costolette, voilà,
Poi andremo a mettere anche però la spalla, che la spalla è veramente ottima. Questo qua ce lo conserviamo, andremo a cuocere domani. Quindi possiamo mettere anche questo, voilà, in modo che... E quindi questi qui possiamo anche conservarli per domani, considerato che costa una cifra che è astronomica, una cosa che io non riesco a comprendere. Allora, la prima cosa che voi fate, lasciatelo adesso, mettetelo in acqua e sale. L'acqua e sale penserà a disinfettare un po', quindi a pulire il nostro agnello. Quindi lo riempite di acqua e aggiungete il sale, lo fate stare così una mezz'oretta, dopodiché lo risciacquate per fare la marinatura. Quindi andremo ad aggiungere il sale, andremo praticamente a girare tutti i pezzi, vedete, così i pezzi tendono a disinfettarsi, si toglie praticamente il sangue dalle costolette, si toglie il sangue dalle ossa, il pezzo diviene bello chiaro, voilà. Quindi lo lasciate così a bagno una mezz'oretta, non c'è bisogno di metterlo in frigo. Dopodiché nella stessa ciotola quello che faremo, aggiungeremo dell'olio, dell'aglio, gli aromi potete mettere quello che volete voi. Noi andremo a mettere del timo limonato, del prezzemolo e del rosmarino. Però comunque voi potete mettere tutto quello che volete, potete mettere anche non lo so, l'alloro, basilico, tutto quello che volete. Per le spezie non c'è assolutamente nessun tipo di problema. A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, quindi prendiamo il nostro agnello, è passato quindi una mezz'oretta, come vedete la carne, guardate come è diventata bella. Voilà. Quindi mettiamo il nostro agnello in questa ciotola. Ok, adesso prendiamo dell'aglio, lo potete pure rimanere così in camicia, non servirà durante la cottura, quindi dopo lo praticamente andremo a togliere. Potete anche togliere praticamente la buccia, che poi dopo potrebbe creare dei problemi, che si trova la buccia nel nostro capretto. Lo schiacciate così per fare uscire l'essenza, per fare uscire proprio l'odore dell'aglio, gli oli essenziali. Aggiungete di tutte queste erbette. Io te l'ho detto, ho messo del timo normale, timo limonato, che è veramente delizioso, del rosmarino. Andremo a mettere anche del prezzemolo. Voi più cose ci mettete e più viene saporito. Voilà, quindi abbiamo messo il nostro timo. Adesso andremo a mettere dell'olio extravergine di oliva, voilà. Andremo a mettere una buona quantità di sale, 2 pugnetti, voilà. E quindi andremo a mettere anche del pepe, un attimo solo, voilà. Allora adesso girate delicatamente tutti i pezzi, fate in modo che le erbette vanno su tutti i pezzi, vedete, così il sale, le erbette vanno a coprire tutti i pezzi. Normalmente queste sono operazioni che si devono fare a 2 mani, però comunque
Per chi vuole potete aggiungere anche del limone o della scozza di limone. Io non lo faccio perché ho aggiunto il timo limonato. Il timo limonato è veramente molto buono perché ha questo è il timo limonato, vedete? Si scioglie durante la cottura ed ha la fragranza proprio del limone, non è aggressivo come gusto, ma lascia un odore, ragazzi, che è qualcosa di straordinario. Vi consiglio sempre di provarlo. Quindi abbiamo fatto bene la nostra marinatura, come vedete, da tutte le parti. D'accordo. Allora, quindi adesso mettete una pellicola sopra e lasciate, più tempo lasciate meglio è. Comunque lasciatelo praticamente un paio d'ore nel frigo e quindi poi dopo lo prendete e vedete che la carne ha assunto tutti gli odori degli odori che voi avete messo, quindi delle spezie, e dopodiché le cuociamo insieme alle patate. Voilà, allora la pellicola l'abbiamo messa, adesso lo mettiamo in frigo, lo lasciamo così 2 ore e a un'ora quasi, diciamo, alla fine incominciamo a preparare anche le patate. Le patate su per giù avranno lo stesso procedimento, cioè andremo a mettere gli odori, quindi il timo limonato, il timo normale, il prezzemolo, il rosmarino, andremo ad aggiungere patate, cipolla rossa e 2-3 pomodorini al massimo per dare l'umidità che ci sono, che è una cosa essenziale. E quindi poi vi spiego dopo come praticamente cuocerlo. Quindi lasciatelo marinare. Più fate questi accorgimenti più viene buono. Voilà. Allora ragazzi, adesso cominciamo a preparare tutto quello che serve come contorno all'agnello, ma non solo, anche quello che dà poi il sapore di più alla carne. Allora, le patate novelle, le patate novelle sono meglio perché hanno una buccia molto sottile. Io comunque potete anche non pelarle, però comunque io le pelo lo stesso. 4 pomodorini, 4, 1, 2, 3, 4, che andate a schiacciare per far uscire i semi, e la cipolla rossa. Questi due elementi potete metterli oppure no, a vostra scelta. Dovete però sapere che questi due elementi sono quelli che donano l'umidità. L'umidità in questo caso è molto importante perché la carne all'interno deve mantenersi praticamente morbida. Quindi se non mettete questi ingredienti assomiglia un po' più all'abbacchio, poi in fin dei conti l'agnello di latte rappresenterebbe proprio l'abbacchio, quindi un po' duretto fuori e morbido dentro. Quindi io li aggiungo perché comunque donano un sapore in più, anche se poi volete fare della pasta dopo risulta proprio un piatto eccezionale. Allora andiamo a mettere del romano fatto a pezzi e le erbette come le abbiamo messe prima, quindi un po' di prezzemolo, un po' di timo limonato, un po' di timo normale, e in questo caso non andrò a mettere il rosmarino perché il rosmarino è un elemento, è una spezia che a me non è che piace tanto, però comunque dà il suo tocco in un piatto, quindi quel poco che noi abbiamo messo per marinare l'agnello va praticamente benissimo. Adesso che cosa facciamo? Sbucciamo le patate, le mettiamo in acqua, le sbucciamo, le tagliamo, le mettiamo in acqua e aspettiamo quest'altra mezz'oretta che si fa la marinatura dell'agnello. Voilà! Dolce, ma non marinare, non stai facendo girare. Allora ragazzi, iniziamo. Che fame. Allora ragazzi, incominciamo a mettere il nostro agnello nella pirofila.
voilà. Quindi ne facciamo 2 di pirofile. Voilà, una andremo a mettere qua e l'altra là, così c'è più spazio. Adesso quindi facciamo l'altro, devo pulire l'altra cosa. Quindi adesso facciamo anche la seconda, in modo che riusciamo a coprire bene con la carta argentata. Quindi adesso lavo un attimo la seconda, mettiamo il nostro agnello e dopodiché andremo a mettere le patate e le cipolle qui nella pirofila qui, che andremo nella ciotola, voglio dire, quindi che andremo a miscelare bene con l'olio che è presente già, ok, che è marinato, che già ha gli odori, però poi andremo ad aggiungere dopo anche gli odori lo stesso sopra. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo aggiunto le nostre patate, le cipolle, i pomodorini e andiamo a girare in modo che tutto l'olio va a riempire questi aromi. Vedete? Li girate per bene. Allora, come sale io ne ho aggiunto giusto un altro poco, non esagerate molto perché il sale noi già l'abbiamo messo per fare la marinatura della carne, poi abbiamo messo un po' di sale anche qui nelle patate, quindi un po' di sale, un po' di pepe che comunque già era anche presente nel fondo che noi abbiamo messo. Voilà, quindi potete anche adesso togliere l'aglio se è una cosa che a voi non vi piace, quindi stesso che mescolate, quando lo trovate davanti praticamente lo potete anche togliere. Quindi abbiamo adesso ben marinato tutto e incominciamo a metterle. Cercate di prendere logicamente tutto, le patate. Allora, quando preparate, io ho preso 2 perché a me il forno è piccolo, quindi non posso mettere una bella teglia a soddisfazione. Mentre quando voi avete il forno normale, logicamente è tutto un altro discorso. Quindi abbiamo trovato il secondo pezzo d'aglio, lo andiamo a togliere, il terzo pezzo d'aglio ci dovrebbe essere ancora un altro. No. Voilà, quindi adesso mettiamo le altre patate qui con le cipolle, pomodorini l'abbiamo messi, voilà. L'altro pezzo d'aglio non l'ho trovato, ma non me ne frega un beato cazzo, devo dire la verità. Voilà. Adesso mettiamo il sughetto, un poco di qua, la carne, un poco di qua. Adesso andremo ad aggiungere un altro po' di aromi, quelli che sono rimasti, del romano fatto a pezzi e del prezzemolo, e possiamo quindi infornare a forno già caldo. Voilà. Allora ragazzi, adesso che noi siamo pronti possiamo infornare, però una cosa che dobbiamo fare molto importante è mettere la carta alluminio. Questo farà in modo che la carne praticamente rimane umida. Poi gli ultimi 10 minuti di cottura potete togliere la carta e incominciare a girare anche un po' i pezzi. E vabbè che sono costi un po' da tutte le parti perché ve l'ho detto è un agnello giovane. Voilà, scusatemi ragazzi, non vi ho fatto vedere, comunque coprite i vostri plateau, le vostre cose che voi avete fatto con la carta stagnola. Questo permetterà di avere una carne che è morbida, perché così non evapora tutto. Ok, a più tardi. Adesso a 200 gradi una cottura di un'ora e un quarto, anche un'ora e mezza, va bene.
Niente di meno ragazzi, è passata una mezz'ora e si sente un odore per tutta la casa che voi non potete immaginare proprio. Mezz'ora, non figuriamoci quando si continua adesso la cottura. A più tardi. Voilà, allora ragazzi è passata un'ora, adesso prendiamo e prendiamo le due pirofile. Speriamo che dico bene pirofile. Possiamo quindi togliere la nostra carta, non è proprio corto per niente, c'è proprio tempo, e lo giriamo un poco. I francesi sono mangiano proprio pure. Voilà. E lo mettiamo senza carta. Prendiamo anche la seconda. Prendiamo la carta. Giriamo. E li mettiamo praticamente in forno. Alziamo per una ventina di minuti, anzi per una decina di minuti, alziamo a una bella temperatura 225, 230, in modo che gli diamo la botta di cottura. A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, agnello pronto, patate cotte a perfezione, l'agnello benissimo. Allora io comunque sempre vi consiglierei di togliere la parte argentata per poi fare in modo che la carne tende a cristallizzare proprio sopra, vedete? Quindi facciamo la parte croccante, la parte interna che è restata morbida per mezzo della carta e per mezzo dei liquidi di cottura. Adesso trasferisco tutto in un piatto e andiamo a mangiare. Ciao ciao a tutti!